se tocca a me. Solo grazie. Sì. No, volevo soltanto 2 parole per ringraziarvi. Da qualche anno esiste una nuova forza in questo comune, una forza che si realizza in un'attività intensa e mirata al recupero dei beni della nostra comunità. Tra i motori di questa forza c'è il sindaco Italo Perfetti, una persona appassionata e lavoratrice che riesce a coinvolgere con l'esempio e unitamente al lavoro del gruppo volontari il vice sindaco Mariano Zamboni, il presidente della Pronovo Carlo Vivo. Hanno reso il parco della Villa Cappello un luogo di incontro pubblico e punto di orgoglio per i cittadini di Gaetano. A loro va il mio plauso più sincero. La conservazione della storia e dell'architettura è stata sempre anche nella mia carriera come artista e restauratrice un punto molto. Con la stessa passione del sindaco Perfetti, esattamente 30 anni fa, mi sono dedicata al restauro del capitello storico nei quartieri di San Giacomo, che, pensate, era ancora più antico dell'omonima chiesa. La mia fu una reazione al tuo scempio, quasi un atto vandalico, là dove il capitello fu riverniciato e gli affreschi originali furono dipinti con caricature poco più che dilettantistiche. Ho lavorato oltre un anno a titolo gratuito per riportare il capitello allo splendore originale. Ho messo da parte la famiglia e il lavoro per salvaguardare un pezzo della nostra storia. Brava! Qui non è quello di rimandare il passato, bensì di ringraziare il presente. Vorrei iniziare a ringraziare l'Associazione Famiglie Sindaco venuti dalla sede di Milano per essere stati presenti oggi, rendendoci partecipi della loro interessante attività e divulgazione e sensibilizzazione, e nel tentativo di aiutare la loro causa ho deciso di fare una donazione nel metodo dell'asta silenziosa. La donazione include quello che vedete qui esposto. Ci sono il modello in terracotta della scultura lignea che decora il parking dell'Imperiale, con i bozzetti preparatori, i 3 disegni a carboncino con la proiezione sui 3 lati della scultura stessa. Modello, bozzetti e proiezioni sono gli strumenti che un artista utilizza nel processo di creazione di un'opera in scultura di dimensioni significative. Chiunque desiderasse partecipare all'asta può compilare uno dei foglietti messi a disposizione scrivendo la somma desiderata unicamente alle proprie informazioni di contatto con data, ora, quindi inserire il foglietto nella cassetta. A fine mostra la cassetta verrà aperta e l'asta verrà vinta dalla somma più alta. In caso di ex equo vale l'offerta più recente, l'ultima. Detto ciò, vorrei continuare con ringraziare la ditta Celeri di Cittadella per aver permesso la realizzazione del catalogo della mostra, in particolare il titolare dottor Piero Zurlano. Un altro grazie immenso va alla professoressa Livia Mazzetti per riuscire in modo unico a saper trovare le parole che arricchiscono il significato della mia esposizione, guidando lo spettatore verso una naturale comprensione delle opere. Le braccia aperte a voi, benvenuti oggi, grazie per l'attenzione del vostro tempo, che la visione delle opere esposte di Via Gioia e il mito della vita vi coinvolga sempre positivamente. Buona visione. Grazie.